nostri ospiti che sono numerosi, però volevamo dire noi due parole: generare, crescere, accudire, curare sono le attività che con fatica e con amore accompagnano la vita di noi donne. Anche nella vita imprenditoriale rispettiamo gli stessi valori, nella navigazione sempre incerta delle aziende, rotte da correggere, venti contrari, imprevisti che come sciamani cerchiamo di prevedere, scrutando il cielo o interpretando i segni. Noi conosciamo la quiete e la tempesta, la pioggia e la siccità. Affrontiamo con coraggio tutto senza renderci mai. E se cadiamo, ci rialziamo e ricominciamo. Conosciamo il tempo delle cose, l'attesa necessaria per ottenere i frutti del nostro grembo e del nostro lavoro. Siamo capaci di dare vita ai nostri figli, ma siamo capaci di fare nascere, crescere e diventare grandi le nostre aziende. Noi imprenditrici condividiamo le nostre esperienze e i nostri saperi, perché prima di ogni cosa siamo donne. Ma perché non mi fate? Bisogna accettarlo per quello che è. Coscienti di essere essenziali in ogni ambito. Tutti gli eventi del V20 sono un richiamo alle responsabilità che ogni donna, ogni azienda ha, affinché le loro azioni siano sempre più mirate alla sostenibilità piena e consapevole sia dei valori ambientali che umani. Ho finito. Ed è un messaggio di tutte noi. Ed è un messaggio di tutte noi che abbiamo voluto dare. È sicura? No. Presidente, ecco. Vuoi continuare o vuoi che faccia io con la parte istituzionale? Dimmi tu. No, fai tu. Faccio io. Fai tutto tu. Faccio tutto io, ok. Buonasera a tutti. Allora, ci alterniamo subito. Allora, io vorrei prima di tutto i saluti istituzionali. Alessandro Boi, sindaco di Orololi. Eccolo qua. A nome della comunità che rappresento, benvenuti a Orroli. Saluto il presidente della comunità montana Sarcidano Barbagia di Seulo, Samuele Gaviano, che oggi è in duplice veste, istituzionale e socio fondatore del BACFAR. Saluto gli amministratori del comune di Orroli, la presidentessa nazionale Aida Torella Giacchetti, la presidentessa Aida Sardegna Rosi Sgaravatti, la coordinatrice del V20 Elvira Marasco, Sherpa V20 Italia Martina Rogato, Chair Women V20 Italia Linda Laura Sabadini, la presidentessa della cooperativa Isgianas Maria Antonietta Leoni, i colleghi, gli amici e tutti voi qui presenti. Questo evento nasce con l'obiettivo di far conoscere le trasformazioni avviate dalle industrie sarde guidate dalle donne, che hanno saputo innovare i sistemi produttivi rispettando l'ambiente e facendosi custodi di antichi saperi e tradizioni del popolo sardo. L'attività imprenditoriale femminile italiana ha guardare alla sostenibilità ambientale. A breve verrà costituita l'associazione Progetto Don, al fine di organizzare e gestire attività culturali, artistiche, ricreative di interesse sociale. L'amministrazione comunale crede nella forza della donna come fulcro e cuore pulsante della nostra comunità. Perché, come diceva Oscar Wilde, la forza della donna deriva da qualcosa che la psicologia non può spiegare. Non voglio utilizzare altro tempo, ma permettetemi di ringraziare la presidentessa Aida Sardegna Rosi Sgaravatti,
la presidentessa della cooperativa Esgiana Maria Antonietta Leoni, i soci che da oltre 26 anni si dedicano con grande passione alla promozione di questo sito meraviglioso, e tutti coloro che ovviamente hanno contribuito per la riuscita di questo importante evento. Questo incontro darà grande visibilità al nostro territorio e permettetemi di elogiare il mio paese. Orroli è un paradiso a cielo aperto. Chi arriva in paese per la prima volta l'esistenza di scambi commerciali con le altre civiltà del Mediterraneo, come quella micenea e cipriota. Il quinto Festival internazionale dell'archeologia nuragica che si è concluso settimana scorsa, a cui hanno partecipato studiosi di tutto il mondo, i quali hanno dimostrato che la civiltà nuragica ha avuto contatti e scambi non solo con le popolazioni sud-mediterranee, ma anche con l'Italia continentale e l'Europa nord-occidentale. Qui noi siamo un popolo di isolani, ma non isolati. Il mare non è un impedimento, ma un vettore di risorse materiali, di conoscenze e di idee. Le nuove scoperte degli ultimi anni hanno avuto eco sui media e su web, contribuendo così a far aumentare i visitatori di questo sito. Se i nostri antenati hanno deciso di costruire un ruolo nuraghe più grande della Sardegna, c'è un motivo valido. Oggi come allora il nostro territorio offre tantissimo. Uno stile di vita sano in un ambiente salubre come il nostro garantisce longevità. Ricordo che Orroli è il paese dei centenari. Ad oggi sono 3, e sono la signora Adelaide 100 anni, il signor Peppino 103 e settimana prossima la signora Antonietta spegnerà 104 candeline. Noi siamo anche il paese... Facciamo un bel applauso alla signora perché se lo merita proprio. Siamo anche il paese che ha dato il Natale a Zio Giovanni Cufrau, che è morto all'età di 113 anni. Oggi ad Orroli sono residenti oltre 52 novantenni. Ora vi ringrazio per aver scelto questo luogo per questo importante evento. Buon lavoro. Grazie Sindaco. Grazie, lasci qua. Grazie anche per averci ricordato l'importanza di questo luogo magico di cui parleremo. Scelta detta ai... Mi sentite? Risolviamo così, senza problemi. Benissimo. Proseguiamo i nostri saluti istituzionali con Alessandra Todde, Vice Ministro dello Sviluppo Economico. Eccola qua. Tematica americana della